Io sono Alessandro Loi, come sapete, 23 anni, vengo da Mogoro, anch'io sono un fuorisede. Io rappresento la lista Scida, che è stata formata dai giovani universitari dell'organizzazione Giovanus Scida, Giovanus Independentistas. La mia esigenza, perché di esigenza si tratta di candidarmi, deriva da 3 anni di vita in casa dello studente, 3 anni di diritto allo studio vissuto in prima persona sulla mia pelle, e sono molto contento di poter portare questa esperienza e di potermi candidare sostenuto da appunto la mia organizzazione. La cosa principale che abbiamo inquadrato noi è l'esigenza di una legge organica sul diritto allo studio, è l'esigenza di un livello interlocutorio molto più alto, è l'esigenza di un tavolo perenne in cui contrattare come categoria tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Come ho detto, piccole e grandi cose. Grandi come la percentuale del PIL che deve essere destinata all'università, al diritto allo studio. Piccole come un biglietto del CTM o l'abbonamento che sicuramente ha uno sconto, ma 4 euro non sono sicuramente uno sconto che può essere utile per uno studente. Uno studente deve contrattare e deve avere molti vantaggi se Cagliari, se la Sardegna vuole puntare sull'università e sul diritto allo studio. Su questo non possiamo più transigere, non possiamo più aspettare e dobbiamo pretendere tutti assieme. Seconda cosa, le borse di studio. Io sono un idoneo non beneficiario e porto anche da questo punto di vista la voce di chi non ha più pazienza di aspettare e di chi non può più pretendere, da chi si è stancato dell'aria fritta, devo essere davvero sincero. Purtroppo bisogna trovare una soluzione, questa soluzione deve essere trovata con la Regione. La Regione deve farci capire se vuole investire nello studio, se vuole investire nel futuro di una generazione e di noi ragazzi. Bisogna capire come utilizzare i fondi e quanto può essere destinato, perché la cifra è irrisoria. Ormai stanno limitando la possibilità del diritto allo studio e questa mi sembra una cosa gravissima, una cosa sulla quale noi studenti sardi dobbiamo battere, una cosa sulla quale quelli dell'Ateneo Cagliaritano, che sono in numero maggiore, il rappresentante degli studenti all'ERSU, deve avere come primo obiettivo. Tornando al programma, naturalmente non posso non parlare delle case dello studente che vivo ogni giorno. La casa dello studente, il servizio abitativo, dovrebbe essere un servizio che avvantaggia e che limita i problemi di un fuorisede. In questi anni sono aumentati. La casa non dà nessun vantaggio se non quello di avere un tetto e un letto, ma non ci semplifica la vita, anzi, tra chiusure, spostamenti, manutenzioni e problemi di ogni genere, rende molto più difficile la vita dell'universitario fuori sede a Cagliari. Poi, fondamentale è il discorso del regolamento, che è limitativo della libertà e, oltretutto, è appannaggio dell'ente, perché questo regolamento ha alcuni articoli molto specifici e altri molto vaghi. Questo viene interpretato dall'ente a suo vantaggio nelle parti che sono, come dire così, fumose, e logicamente quando si tratta di quelle precise sono comunque a vantaggio dell'ente. Questo per noi e per me, che vivo la casa dello studente, è un problema gravissimo, perché è un problema di tutti i santi giorni. Io invito una persona a casa, a mezzanotte gli devo dire di andarsene via. Io non posso far entrare una persona prima delle 8 se mio fratello deve fare una visita, se vengono a trovarmi qua a Cagliari. Ho finito il tempo, quindi lascio spazio al resto della mattinata. Grazie.
Bene, non mi dilungherò sicuramente ancora, abbiamo detto quasi tutto quello che c'era da dire. Il mio impegno, se dovessi vincere, sarà forte, sarà portare l'esperienza di studente, come non sono diverso sicuramente da voi, e cercare delle soluzioni. Sono felice di poter dire che per la prima volta gli indipendentisti si presentano a una elezione universitaria. Quindi, per chiunque abbia percezione che io sia la persona in grado di poter ricoprire questo ruolo, andate il 21 e il 22, votate Scida Alessandro Loi. Grazie.